Sindaco, guarda, io sono un sindaco sceriffo, ma ti dico che il film di Rossellini, che io ho visto perché faceva parte del mio passato, merita di essere rivisto, perché è una fonte di insegnamento, prima per te e poi per i cittadini. In poche parole, la lezione di Giancarlo Gentilini a Matteo Romanello. Da ex sindaco a sindaco, ma lo sceriffo certo non si considera un ex e a Treviso resta il primo cittadino più amato. Sicuramente non uno che si potrebbe definire fiancheggiatore della sinistra, ma quando è troppo, sembra voler dire, di fronte al patrocinio negato dal sindaco di Marcon alla proiezione di Roma città aperta. Perché comunque la si pensi, il film di Rossellini non è soltanto un capolavoro della storia del cinema, ma anche una testimonianza. Non meriterebbe nessun commento, perché il passato, bello o brutto, va ricordato, perché il passato è un insegnamento per il futuro. Un caso finito in Parlamento, un caso che travalica i confini del comune veneziano e che sembra già anticipare le annuali polemiche verso il 25 aprile. Per Gentilini il grande errore è quello di cancellare la memoria. Mi meraviglio che siano persone che nascondano le realtà del passato. Bisogna istruire le generazioni nuove che non abbiano a ripetere gli errori del passato.